Un tripudio di sapori e tradizioni ieri a Racalmuto per l'inaugurazione degli stand che hanno mostrato al pubblico quanto la città di Sciascia sia ricca anche di una cultura esclusiva legata al cibo. L'iniziativa si è svolta nell'ambito della Sagra del Vino e dei prodotti d'Ecopat dei Colli Sicani e del Comune di Racalmuto al termine di un partecipato e interessante seminario di studi sul tema progettazione e cura del paesaggio, il passo breve dal campo alla tavola, un incontro che ha visto la partecipazione di numerosi qualificati relatori. La giornata fa parte di un ricco progetto elaborato dal responsabile Antonino Lobrutto che dal 20 al 22 dicembre ha vivacizzato la ridente cittadina. Al termine taglio del nastro della zona dedicata alle degustazioni di vini e prodotti tipici racalmutesi e allestita nel chiostro dello splendido castello chiaramontano e al suo ingresso, e dalle tradizionali impigliolate con salsiccia, olive e cipolla dalla sfoglia sottile e delicata, al tipico sfincione della tradizione fatto con pomodoro, cipolla e un accenno di acciuga che ne preserva la delicatezza data da un perfetto bilanciamento degli ingredienti, e poi fusilli con salsiccia e cipolla e pangrattato, la sigliola racalmutese che è composta in maniera diversa da quella tipica siciliana e ripiena di uova, formaggio, il fegato e tante altre bontà, e per finire i dolci, dal panettone profumato di burro e soffice al torrone sottilissimo e ricco di mandorle tostate, e per finire il re dei dessert racalmutesi, il tarallino al profumo di limone con una trasparente glassa di zucchero. Prodotti che la Sagra ha promosso e che sicuramente unici e differenti da altri, seppur simili, realizzati in altre zone della Sicilia, rimangono uno dei motivi per visitare la cittadina di Leonardo Sciascia ed apprezzare anche questo aspetto del suo patrimonio territoriale che attraverso la conoscenza diventa anche promozione di economia del territorio. Sì, abbiamo organizzato assieme ad altre associazioni questo convegno e questi 3 giorni particolarmente importanti per la promozione dei nostri prodotti di origine comunale. Sono prodotti tipici del nostro territorio, sono stati riconosciuti da delibere consiliari, fanno parte di una classificazione DECO e costituiscono proprio il patrimonio del nostro paese. L'occasione è propizia anche per fare visitare il nostro paese. Come sapete, Racalmuto, oltre ai prodotti tipici, ha anche diverse valenze, diverse attività culturali, quindi è anche un pretesto per rincontrare molte delle persone che visitano il nostro paese e accoglierle attraverso questa produzione locale di prodotti particolarmente interessanti, che non solo sono per i racalmutesi dei prodotti identitari, ma costituiscono anche elementi che molto spesso vengono trattati anche nei libri, sono stati trattati nei libri di grandi scrittori, tra cui Leonardo Sciascia, ma anche altri scrittori, per cui è giusto non solo raccontare la storia di questi cibi, ma anche assaggiarli. Assessore, parliamo di questa iniziativa che si svolge oggi a Racalmuto e che vede anche un mercato all'aperto che si inaugurerà tra poco. Sì, abbiamo appena finito il secondo convegno sul territorio e l'agricoltura. Oggi abbiamo parlato di paesaggio e di antropizzazione del paesaggio e dei nuovi apporti culturali che il paesaggio può dare per l'industria che si sta affermando del turismo all'interno dell'Agrigentino, nei nostri colli sicani che sono votati all'agricoltura. E allora più tardi, infatti, oltre alla proposta culturale, ci sarà pure la proposta gastronomica. Ci sono degli stand in cui si potranno degustare i prodotti locali che hanno ottenuto la denominazione di origine comunale, e pertanto il visitatore ha un qualcosa in più di enogastronomico da poter apprezzare. Sia oggi che domani questi stand saranno aperti, fra poco saranno inaugurati dal sindaco e dalla giunta presso il castello chiaramontano. C'è anche l'apporto degli amici di Castrofilippo con i loro prodotti e in particolare con la cipolla paglina. Architetto Mazzotta, anche lei dà il suo contributo a questa iniziativa
del Comune di Racalmuto, del Consorzio atto a valorizzare i prodotti di origine comunale. Sì, la valorizzazione del territorio, del paesaggio culturale, che è il tema che ha riguardato il seminario di oggi pomeriggio, è sicuramente uno dei temi fondamentali sia per quanto riguarda la professione di architetto, paesaggista, conservatore, che per quanto riguarda nel mio caso anche di presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea. Sono due temi assolutamente cari al nostro essere, al nostro vivere, alla nostra professione, al nostro sentire. Racalmuto sicuramente in questo contesto si sviluppa nel migliore dei modi possibili, perché Racalmuto è esempio mondiale, oserei dire, di cultura e di etica del paesaggio, e tant'è che ha dato i natali a delle eccellenze di cui si può freggiare e che rappresentano il territorio nel modo possibile. Abbiamo un'amministrazione comunale che sta ponendo in essere delle attività che sicuramente si rivolgono a questo modo di sentire e di essere di Racalmuto, che speriamo che riesca poi in un futuro a raggiungere migliori risultati, come già si cominciano ad assaggiare. E di questo faremo adesso un passaggio, perché ci sono anche degli assaggi delle pietanze tipiche di Racalmuto che andremo ad assaggiare. Giuseppe Lopilato, agronomo, oggi a questa iniziativa tendente a valorizzare i prodotti ad origine e denominazione comunale, tra poco anche l'inaugurazione della fiera dove si potranno anche degustare. Sì, ci hanno invitati a portare qui l'esperienza di recupero e valorizzazione di un paesaggio straordinario qual è quello del Giardino della Colimpetra. Questo era il tema del convegno, il paesaggio culturale, e insomma quello che negli ultimi 25 anni abbiamo fatto alla Colimpetra è stato un esempio meraviglioso e importante, utilissimo, che può essere da guida per tutto il territorio, di rinascita del paesaggio e di sua valorizzazione, in particolare con i frutti. Noi abbiamo alla Colimpetra l'incredibile opportunità di coltivare 16 antichi frutti di agrumi, talmente preziosi che li abbiamo portati anche all'Orto Botanico di Palermo. Cosa ne facciamo di questi frutti? Bene, oltre a goderli da un punto di vista paesaggistico per la loro bellezza, li utilizziamo, li rendiamo utili, li vendiamo ai nostri visitatori come frutti freschi, che diventano frutti antichi che arrivano nelle tavole degli italiani, e facciamo le marmellate. Ecco, è una piccola attività ovviamente economica per noi che ci aiuta a sostenere la gestione del Giardino della Colimpetra, ma è soprattutto un'esperienza per i nostri visitatori di continuare attraverso il gusto dei nostri frutti a vivere il Giardino della Colimpetra, ed è un modo di valorizzare i nostri paesaggi straordinario, importante, che può essere utile allo sviluppo del nostro territorio, della nostra provincia. Ecco, come mai la sua presenza qui a Racalmuto? Mi hanno invitato a partecipare a questo convegno sul paesaggio, in quanto io mi sono sempre occupata di paesaggio mentre ero a Milano. Come valuta questa iniziativa di valorizzazione dei prodotti di origine comunale controllata? Assolutamente positiva, bisogna avere più occasioni di questo tipo proprio per promuovere il territorio e quindi portare la gente a conoscere le bellezze di questa bellissima Sicilia, importante soprattutto il comune di Racalmuto. Quale potrebbe essere la ricaduta nell'economia non solo di Racalmuto ma anche di tutto il territorio siciliano? Una ricaduta dal punto di vista economico, di portare turismo, portare conoscenza, vendita dei prodotti, conoscenza dei prodotti locali assolutamente naturali e decisamente migliori della produzione ad alto consumo.